Allora, la volta di Piero Gazzara, laureato in lettere moderne, ricercatore indipendente di storia antica e medievale, con specializzazione in storia dell'Italia bizantina, collaboratore di varie riviste locali e regionali e curatore dell'archivio storico romettese. Tra le sue opere si segnalano Rometta, storia, tradizione e leggenda, condizioni economiche e sociali della Sicilia della seconda metà del Settecento, il Valdeno, Collegio di Santa Maria di Pace di Rometta e potere feudale in Sicilia tra 600 e 700. Prego. Innanzitutto i miei ringraziamenti agli amministratori, ai proprietari di questo bellissimo esempio della nostra cultura, Parco Museo di Alari, e al loro coraggio soprattutto. Bene, l'argomento oggetto della mia relazione è un po' spinoso. Nei secoli, a partire dal 1600, ha suscitato l'argomento sempre sentimenti un po' contrastanti e pesanti per le comunità, soprattutto siciliane. E infatti, sfogliando la vasta produzione letteraria intorno alle storie di città e paesi di Sicilia e non solo, ci si imbatte sovente in pagine intere scritte da figli dotti, dediti a glorificare le bellezze, la ricchezza e la virtù dei padri fondatori della propria patria cittadina. Costoro inneggiano con enfasi da veri e propri cantori alla grandezza passata e mettono in evidenza l'alta considerazione di cui godeva la terra natia presso sovrani ed istituzioni prestigiosi che grati per questo e per la fedeltà la onoravano con segni intangibili superiori a tutte le altre città. L'onore prima di tutto. Il personificare l'urbe medievale con le qualità umane più eccelse nasce dal conferire la dignitas nobiliaris a tutti gli ali, la cui eccellenza veniva esaltata continuamente nelle laudes civitatum. È un processo che interessa tutta l'Europa medievale ed è quasi sempre legato all'operosità di propaganda politica dell'elite cittadina per accaparrarsi la guida del governo municipale e si intensifica di pari passo con l'espansione economica e territoriale della città, quasi a divenire un elemento costante ed imprescindibile. Come sappiamo, è con l'umanesimo, con la presa di coscienza dell'eredità classica, attraverso il ritrovamento nelle biblioteche dei monasteri delle opere degli scrittori antichi, che la ricerca delle origini assume i contorni di una spasmodica corsa a chi inalbera tra la propria discendenza il più grande ed antico personaggio o il più eclatante evento storico, e non si fa differenza tra sacro e profano. Tutto ciò che è espressione di antichità viene estrapolato a piene mani, senza alcuna partenza di dubbio metodico. L'euforia tra il mondo culturale suscitato dall'attività, ad esempio, di Poggio Bracciolini, che tra il 1415 e il 1423 porta fuori dagli scaffali di numerosi monasteri europei i manoscritti di opere classiche, quali il De Rerum Natura di Lucrezio, le puniche di Silvio Italico e ancora gli scritti di Quintiliano, di Marcelliano, di Armiani, di Valerio Flacco e altri, innesca, come dicevo, un'intensa frenesia, quasi una battuta di caccia, a rintracciare nelle croniche romane e greche una possibile menzione dei fondatori o della primigenia struttura inseditiva umana corrispondente alla propria città. E l'affermazione del concetto di polis, nel senso di patria fondata, edificata e programmata dagli uomini che ne determinano l'identità e la coscienza dei suoi cittadini. I nascenti studi storici delineano sempre più le linee guida della produzione di studi che relegano in secondo piano la concezione medievale universalistica delle storie
e puntano l'attenzione verso l'ambito municipale o regionale, ossia in direzione di un ristretto spazio fisico o altrimenti definito in base a presunte o declamate peculiarità. In Sicilia, Tommaso Fazzello, nel 1500, si cimenta in un vasto studio incentrato sull'isola, con lo scopo, si sente bene oppure si No, sente? bomba un poco distante, poco Forse era distante. l'altro microfono, perché questo è... No, lei lo tiene troppo vicino, lo deve tenere un po' più distante. Va bene, scusate. Il gelato. Allora, dicevo che in Sicilia, così va bene? Tommaso Fazzello, intorno al 1500, si cimenta in un vasto studio. Sono io forse perché la voce un po'... Sì, così va bene? In Sicilia? Il meglio state virtù. Allora, dicevo che in Sicilia Tommaso Fazzello, intorno al 1500, inizia uno studio incentrato sull'isola con lo scopo di far conoscere i luoghi dove gli antichi avevano gloriosamente agito, traendo dall'oblio le storie, illuminando le città, gli uomini illustri e le testimonianze materiali di cui la Sicilia ne era piena. Ma tra il 1500 e il 1700, inoltrato, in questa sede di sapere e conoscenza avvengono dei fatti riprovevoli che in alcuni casi hanno inquinato per molto tempo le storie delle piccole patrie, cioè le falsificazioni delle fonti storiche. Qui dobbiamo dire che già a partire dal XIII secolo la maggior parte, ad esempio, delle famiglie europee, perché è un fenomeno che abbraccia tutta l'Europa, dicevo che queste famiglie europee, per ottenere una maggiore visibilità di casta e per raggiungere un elevato livello di prestigio tale da non sfigurare nell'ambito della comunità d'antico lignaggio, iniziano a costruirsi degli ascendenti molto nobili e facendo ricorso a leggende popolari o a tradizioni orali, oppure in mancanza spingendosi a manipolare persino documenti storici legati al territorio. Quindi si propongono discendenti da personaggi illustri legati spesso alla comunità classica, ma anche ad esempio all'impero carolingio, e non si disdegna ascendenze di santi e beati. Ricordiamo qualche esempio. Ad esempio gli Este di Ferrara, si dicevano eredi dell'eroe troiano Antenore, che era stato fondatore leggendario di Padova, i Gonzaga di Mantova, si dicevano discendenti da un console romano, i Barbiano dell'Italia settentrionale da un nobile romano, partigiano di Pompeo Magno e coetaneo di Giulio Cesare, i Medici di Firenze da un figlio illegittimo di Carlo Magno, ricordiamoci questo illegittimo. Un'altra famiglia, i Paravicini, nobili lombardi del Medioevo, famosissimi, si dichiaravano discendenti da un consigliere segreto di Carlo Magno, cioè questi non li sapeva nessuno, li sapevano solo loro. I Crivelli, lombardi, e quindi famiglia lombarda, si dicevano discendenti da una destale romana. Noi sappiamo che le destali non potevano avere figli, perché se venivano trovati in questa condizione venivano subito condannati a morte. Però loro riuscivano anche a trovare l'espediente e a giustificare. Quindi loro dicevano che questa destale romana, condannata a morte, si salva per un prodigio, per un atto di fede. Cioè dichiara che se un crivello posto sulle acque del Tevere scivolava sulle acque, allora lei era innocente, se invece sprofondava nelle acque era colpevole. Il crivello, guarda caso, scivolò sulle acque del Tevere e lei si salvò. Poi fu tolta come vestale e si sposò a un discendente di una famiglia nobile che appunto vantava questa discendenza. I Branciforti si dicevano discendenti da un alfiere generale dell'esercito di Carlo Magno. Gli Alagona, grandi di Spagna, discendenti da uno dei 9 cavalieri che nel 1121 si distinsero nella lotta contro i Mori di Spagna. I Del Balzo, addirittura, si dicevano discendenti dai Re Magi. I Re Magi, noi sappiamo tutti chi erano,
per noi sembravano dei maghi, quindi dei pagani, invece no, perché essendo stato a contatto con Gesù erano entrati nel mondo, nel panorama cristiano come dei beati. Infatti noi sappiamo che le reliquie dei Re Magi si trovavano conservati a Milano, da dove Federico il Barbarossa li trasportò questi resti a Colonia in Germania, dove tutt'oggi si trovano nel Duomo di Colonia in una arca di legno coperta da lamine d'oro, quindi una cosa eccezionale. E quindi questi del Balzo si dicevano che erano proprio discendenti da questo Baldassare, che era stato uno dei Re Magi, quindi loro erano i più nobili d'Europa e del cristianesimo. E infatti nel loro stemma notiamo la cometa, segno appunto dei Re Magi. Tutto questo oggi può sembrarci bizzarro e oltremodo pittoresco, ma nella forma mentis dell'epoca richiamarsi a personaggi famosi tra fantasia e realtà nascondeva un monito etico trasmesso ai discendenti, cioè un incipit in grado di assicurare la continuità per il futuro del casato. Cioè l'insegnamento era questo: sempre gli eredi dovevano comportarsi a guisa dei loro grandi avi. E qui c'è quel famoso motto nobile, cioè che i bravi nipoti nobilitano gli avi, tuttavia le gesta gloriose degli antenati possono coprire di vergogna i nipoti degeneri. Per quanto attiene invece alle nobili origini delle città inserite nelle numerose storie, è una questione più complessa di quelle delle famiglie nobili e più articolata. Qui, a partire dalla fine del Medioevo e per tutto il XVII secolo, ma con significative propagine sino al XVIII secolo, si assiste ad una vasta produzione letteraria, un universo costellato di glorificazione al limite della più artificiosa e capziosa fantasia, tale da assurgere al vero e proprio genere letterario, che interessò, come dicevo poc'anzi, tutta l'Europa. Le cronache cittadine narrano con solennità gli eventi locali e mitimizzano, ricorrendo alla mitologia, le origini antiche, già a partire dal XII secolo, e contribuiscono a rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità urbana, elemento, quello della scoperta dell'antico, importante e fa da cardine nella costruzione identitaria di una città, simile ad un nazionalismo in nuce appunto delle città. E là dove non si trova il vero, dove la storia rimane in silenzio sui fondatori o lascia ampi spazi di passato vuoti, si ricorre, per amore civico o proprio personale, alla erudizione di specialisti che abilmente colmavano con il bello il vero, sfruttando ogni tipo di fonti disponibili e creando uno stringente sistema indiziario, cioè riuscivano a formulare ipotesi interpretative assai attendibili ma generalizzabili e di per sé non probabili. Ma a volte, in assenza di qualsiasi informazione, pur di raggiungere lo scopo, si imbastivano delle officine, per dirle con un critico moderno, le falsificazioni di documenti antichi, meravigliosa per la sua abbondante produzione, non meno per la sfacciata improntitudine. È ovvio che io non voglio qui dissertare sulla vasta materia delle falsificazioni, che in ogni epoca hanno inquinato la storia, perché ciò porterebbe via molto tempo e anche perché non è intenzione di chi parla fare l'elencazione delle fonti, come diceva Theodor Mommsen, false, aliene et suspette. Il mio interesse qui è quello di curiosare solo su alcune, note e meno note, con lo scopo di mettere in luce analogie e artifici. Come in premessa, l'invenzione in questo campo è prettamente uno strumento culturale che non ha epoca né patria, in quanto sino all'Ottocento, cioè da quando la storiografia moderna inizia a porsi di fronte alle fonti con un atteggiamento più rigoroso, approntato al metodo scientifico, dando priorità all'analisi e al confronto dei documenti, chi scriveva la storia passava con disinvoltura dalla propaganda alla mitologia pagana, dalla storiografia antica alle tradizioni orali, fino alla geografia,
utilizzando generi letterari mescolati tra loro e quasi sempre con toni celebrativi oppure denigratori. Nella maggior parte dei casi ci si trova davanti a sottile interpolazione di carte autentiche, scriveva un grande storico Mark Bloch, o abbellimenti con dettagli inventati nella narrazione su uno sfondo tutto sommato veritiero. Ricordiamo ad esempio la questione di una regione europea, il Galles della Gran Bretagna, dove nel XII secolo furono inventate di sana pianta le Historia Regum Britanniae. Successivamente, alla fine dell'Ottocento, uscì fuori un manoscritto che si intitolava il De Sito Britanniae, un manoscritto conosciuto per la prima volta nel secolo precedente, quindi nel 1700, in base al quale si riteneva scritto da un monaco inglese del 300, realmente esistito, ma che mai aveva scritto una descrizione della Britannia romana, dimostrandosi così come una creazione di un intero manoscritto eseguita in pieno XVIII secolo. Qui abbiamo un archetipo della produzione di falsificazioni. Il De Sito Britanniae era stato pensato nel 1746 da uno studioso di antiquaria in difficoltà economiche, un certo Charles Bertram, inglese ma residente in Danimarca. Lo stesso falsario inviò un frammento di pergamena prelevata dal manoscritto supposto ad un noto storico della Royal Society di Londra con una lettera di presentazione di un illustre studioso danese, ritenuto un luminare a livello europeo nel campo dell'antichità. L'esame della pergamena, eseguita da specialisti inglesi che ne autenticarono l'epoca, la lettera dello studioso danese, portarono la celebre ed austera società di antiquaria londinese a ritenere autentico il manoscritto. Quindi almeno 3 soggetti partecipano alla truffa culturale. L'ideatore, che quasi sempre è un uomo colto, conoscitore della materia, che si dimostra abile nel manipolare informazioni conosciute, intercalando notizie create ad hoc, con l'obiettivo di stilare un documento finale difficile da smontare e da ricostruire. Il secondo soggetto è l'esperto, l'artigiano o un tecnico, un calligrafo, un tipografo, che costruisce materialmente il documento. E per ultimo, non meno importante, la terza persona, la figura illustre, che occupa un alto ufficio nel seno del governo civile o religioso, magari famosa per la passione antiquaria e ritenuta nel suo campo un'autorità rispettata da tutto il mondo accademico. Quest'ultima figura, consapevole o meno dell'impostura, riveste un ruolo decisivo, quasi un sigillo morale di autenticità. La presenza di queste 3 figure che assolvono a specifiche funzioni nell'ordine della falsificazione è stata sempre una costante fondamentale nella maggior parte delle falsificazioni conosciute ad oggi e che hanno avuto un seguito per diverso tempo. Adesso trasferiamoci nella Catania della prima metà del XVII secolo. E subito presentiamo 2 personaggi di spicco del mondo della cultura catanese d'allora. Uno si chiamava Ottavio d'Arcangelo, che era cancelliere segretario del Senato catanese, persona colta e amante delle lettere classiche. L'altro è Pietro Carrera, poeta e studioso di antichità e di diplomatica. I 2, oltre a condividere lo studio per le lettere classiche, avevano in comune un profondo amor patrio per la città di Catania, che cercarono di onorarla in tutti i modi possibili. Ed infatti, operando ognuno per conto proprio, i 2, D'Arcangelo e il Carrera, furono gli artefici di una vasta operazione culturale che indusse nel 1802 un furente ed esasperato Vincenzo Casagrandi, che era ordinario di storia antica dell'Università di Catania, a definirli 2 cervelli seicentisti e megalomani,
due cagliostri della storiografia catanese, che produssero la più spettacolosa delle fantasie, colma di fandonie da impressionare un dilettante, ma fanno ridere gli studiosi veri. Ma cosa spinge Vincenzo Casagrandi ad indirizzare verso i due studiosi catanesi tenuti allora in gran conto, quindi nel XVII secolo, questi strali accuse così pesanti? È successo che nel XVII secolo, appunto, viene pubblicata un'incisione elaborata da un disegno inedito ritrovato in un manoscritto che riproduceva Catania con l'ubicazione di numerosi monumenti antichi, di cui alcuni si conosceva l'esistenza per tradizione orale e per alcuni ruderi ancora presenti, mentre di altri fu una vera e propria scoperta. Qui noi abbiamo quel disegno ritrovato in un manoscritto di cui parleremo dopo, scritto da, secondo la tradizione, da un certo Orofene, e questo disegno descrive la Catania come doveva essere nei tempi antichi. E ovviamente la visione di questo disegno ne esce fuori una nuova veduta che faceva sembrare Catania antica più imponente della stessa Roma. Notiamo al centro questa figura qui, e viene descritta come un gigantesco colosseo con un tempio con annesso foro, composti da 300 grandissime colonne, 12 campanili piramidali, 30 torrioni e nel mezzo di essi un'altissima mole piramidale con una grandiosa cupola. Poi gli altri disegni riportano un anfiteatro, 2 teatri, una naumachia e il circo, un arco di trionfo, diversi templi, tra cui quello famoso di Cerere, il sepolcro monumentale di Stesicoro poeta, un ginnasio e un grande edificio termale. Tutto questo circondato da una triplice cinta di mura. Fuori si trovava la torre del filosofo Empetocle, oltre a 1000 fonti di acqua limpidissima con un acquedotto, mentre in tutti i templi che Catania possedeva nell'antichità vi erano, così scrive in questo manoscritto, ogni 3 passi un sepolcro e un altare, oltre a giardini pensili. Lo stesso disegno verrà esposto al pubblico a Catania durante i festeggiamenti di Sant'Agata dall'allora vescovo Ottavio Branciforti. La mappa era stata tirata fuori da Ottavio d'Arcangelo, il quale nello stesso periodo e in altre situazioni comunica di aver riportato alla luce, durante i suoi prolungati soggiorni a Roma, altri importanti documenti antichi, quali le epistole perdute di Diodoro Siculo, in base al cui contenuto Catania era la più antica e leggendaria di tutte le città antiche, in special modo di Troia, e la faceva superiore, e questo era importante, a Palermo. Infatti, in 2 di queste epistole ritrovate d'Arcangelo, la 52 e la 53, si parlava di un lungo assedio posto a Catania da un immenso esercito proveniente dalla Libia nell'anno 2400 avanti Cristo. L'assedio a Catania fu spezzato dal valore e dal coraggio dell'esercito catanese, e i catanesi riuscirono a scacciare l'esercito nemico dalla Sicilia e a salvare così tutti i siciliani. E tra l'immenso bottino abbandonato dall'esercito nemico in fuga furono trovati numerosi elefanti giganteschi. Ecco da dove trae origine, dichiarò Ottavio Arcangelo, l'insegna civica di Catania. Quindi nasce da un atto di coraggio fatto 2400 anni prima di Cristo, quindi prima della nascita di Roma, prima della conquista di Troia, prima della civiltà assiro-babilonese, tanto per dire.
D'Arcangelo ovviamente non presentò mai l'originale delle epistole di Diodoro Siculo che lui aveva trovato a Roma, all'infuori di una piccola iscrizione in latino che era peraltro indecifrabile, ma le produsse in lingua italiana, quindi presentò una copia in lingua italiana e non in greco, affermando che le aveva tradotte dalla versione latina effettuata a Roma molto tempo prima da un altro luminare, dal cardinale Bessarione, il quale le aveva a sua volta tradotte dall'originale greco andado perduto. Quindi l'originale non esisteva, esistevano solo queste epistole di Diodoro Siculo trovate dall'Arcangelo. Ovviamente Ottavio D'Arcangelo non riuscì a dare alle stampe le sue opere, perché lui scrisse una storia di Catania che è rimasta solo manoscritta e si trova tuttora, credo, alla biblioteca di Palermo. Mentre il Carrera, ecco l'altro, Pietro Carrera, viceversa, riuscì a pubblicare la sua storia di Catania, perché aveva avuto nel 1631 l'incarico dal Senato catanese. Ovviamente il Carrera cosa fa? Utilizzò anche lui le fonti inventate di sana pianta dall'Arcangelo, anzi in alcuni casi lo superò, come nel caso della fondazione dell'Università di Catania. Erroneamente si assegnava, questo era quello che pensavano i catanesi nel 1600, che l'università fosse stata fondata dal console romano Marcello nel 200 a.C., perché in un passo di Plutarco si parlava che il console Marcello, quando lasciò la Catania, cioè la Sicilia, lasciò a Catania un ginnasio, però questo ginnasio era una palestra, non era uno studio, e quindi su questo passo l'Università di Catania era antichissima perché risaliva al 200 a.C. Il Carrera cosa fa? Disse di aver trovato un documento in cui si doveva far risalire la fondazione al tempo in cui visse Ippocrate, quindi 200 anni prima, nel 400 a.C. Non solo, ma poi successivamente corresse con un altro documento dicendo di aver trovato in questo documento notizie che l'università non sarebbe più risalita al 400 a.C., ma ancora ad altri 200 anni più indietro, al tempo del mitico Caronda, cioè aggiungendo altri 200 anni. Non dimentichiamo di citare che il Carrera è purtroppo autore di altri due falsi storiografici, quali la cronaca medievale in siciliano e un apocrifo su Sant'Agata, patrona di Catania. E molte delle fonti costruite dai due catanesi, nonostante ci siano state diverse sentenze provenienti da ambienti filologici e storiografici sulla loro falsità, riuscirono ad attecchire e ramificarsi nei secoli successivi. La cronaca medievale è presente, ad esempio, tra le fonti che Michele Amari utilizzerà per la stesura della guerra del Vespolo e conta di una pubblicazione edita nel 1917. Questo a dimostrare di come tutte le opere dubbiose, soprattutto quelle fabbricate tra il 1600 e il 1700, riuscirono a dividere gli studiosi a favore o contro per l'autenticità. Tutto questo era dovuto all'abilità posseduta dagli eruditi derivata dalla conoscenza del mondo classico, attraverso la diffusione della stampa dei codici medievali e attraverso l'esperienza della vasta produzione di falsi operata a tutte le latitudini. I falsari hanno a disposizione un'arma che mettono in opera magistralmente al solo scopo di evitare intromissioni ed esperti che potevano controllare la fonte, cioè dicono che l'originale non c'è più, che loro l'hanno visto però adesso si è perduto e quindi producono solo una copia. E il solo pronunciare, come dicevo prima, il nome di Orofone e della sua cronaca si riaprono ferite mai riemarginate nel campo della storiografia moderna. Il ritrovamento dell'unica copia esistente è avvolta nella leggenda. Si racconta che sia stato ritrovato nel 1563 a Roma
nel tesoro di Santa Prassede, e dopo essere stato condotto ad Acireale, dove solo a partire dal 1643 riemerge all'attenzione degli studiosi catanesi. Anzi, il primo a sfogliarlo sembra sia stato proprio Ottavio d'Arcangelo, al quale il Casagrande imputa di averlo scritto. L'autore ufficiale, questo Orofono, visse nell'età del conte Ruggero, il normanno, ma scrive di alcuni luoghi e cita nomi o cose che difficilmente potevano esistere nel XII secolo. Io ne ho preso solo una, che è qui vicino a noi, come Castroreale. Ad esempio, la città di Castroreale è una magnifica... Allora, la città di Castroreale sappiamo tutti che è stata fondata nella prima metà del XIV secolo, quindi siamo nel 1324, mentre nel manoscritto viene rappresentata come una magnifica città ancor prima di Augusto Ottaviano, il quale, Cesare Augusto, impose il nome di Castroreale, mentre nell'epistola di Diodoro Sicolo 46, come scrive il fantomatico Orofone, vissuto nel XII secolo, quindi conosce le false epistole che erano state redatte nel 1600, impossibile. Scrive appunto Orofone che conosce le false epistole, la città reale di Castroreale in tutte le province del mondo risplende per virtù, onori, eccetera. Castroreale, come sappiamo tutti, è una terra demaniale sin dal XIV secolo, ma solo all'inizio del 1500 è un centro abitato e famoso e prospero economicamente e politicamente, a tal punto che a partire dal 1525 è indicata con il nome di città, titolo che le verrà confermato nel 1621, dietro pagamento di un grosso donativo a Sua Maestà spagnola. Quindi, come abbiamo visto, Orofone, che visse nel XII secolo, non poteva sapere che Castroreale sarebbe stata fondata solo nel XIV secolo e non poteva neanche sapere che le epistole di Diodoro Sicolo perché sono state inventate solo nel 1600. E in questo caso ricorre uno degli errori consueti solitamente in un apocrifo, cioè cita luoghi o personaggi conosciuti o noti nell'epoca in cui viene costruito il presunto falso. Ma il contenuto della cronaca di Orofone si è propagato più degli altri del suo genere, soprattutto grazie agli scritti degli storici locali del XVIII e XIX secolo, che attinsero supinamente, senza alcuna riflessione critica, notizie ed eventi che rifluirono in una miriade di scritti di piccoli e grandi centri, dove nel tempo si sono conservate e radicate, a tal punto di confluire oggi nel grande calderone delle tradizioni locali. Benissimo, io ho finito, spero di essere stato chiaro, di essere stato preciso. Ringrazio.